Tragica scoperta stamane a Venezia. Claudia Bernardi, 53enne del posto, è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione in Sestiere San Marco, tra i campi San Samuele e Santo Stefano. È stato il papà, non sentendola da alcuni giorni, a lanciare l'allarme e chiedere aiuto alla polizia. La porta di casa infatti era chiusa dall'interno e lui non riusciva ad entrare. Quando gli agenti delle volanti lagunari sono giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno trovato il corpo della donna senza vita. Dai primi riscontri sarebbero stati trovati dei lividi e la 53enne aveva anche un occhio nero. La polizia scientifica sta effettuando gli accertamenti per trovare i possibili indizi riconducibili alla morte. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, sarà l'autopsia a rivelare ulteriori dettagli sul decesso di Claudia Bernardi. Una morte che potrebbe essere accidentale come no. Potrebbero esserci legami col mondo della droga e non si escludono questioni legate al denaro. Ma per ora si tratta solo di ipotesi e supposizioni, nulla è certo. Quello che è certo è che la morte di Claudia avviene a pochi giorni da un'altra drammatica vicenda sempre a Venezia, il ritrovamento dei corpi senza vita delle sorelle ultra ottantenni Livia e Gladys Naccari.